Grazie, grazie. Domanda scusa, non c'era, la ringraziamo perché quindi non potremo mai dimenticarci della nostra Puglia, tantomeno del Salento. Siamo leccesi, conosciamo bene le situazioni. Prima di diventare parlamentari eravamo semplici cittadini e lo siamo ancora. E volevo anche aggiungere che personalmente capisco benissimo le difficoltà sui trasporti, il lavoro. Io disoccupata da 2 anni. Quindi posso capire benissimo le esigenze della gente comune. Se devo rappresentare le parti sociali, io in questo momento mi sento una parte sociale, quindi il carico che ho sulle spalle è abbastanza pesante, nel senso che mi sento triplamente responsabile di ciò che rappresento, cioè della situazione attuale, che è sempre molto pressante in questo momento, no? Sappiamo tutti come sta andando la situazione attuale in Italia, non solo in Italia, soprattutto noi nel sud, che abbiamo sempre più difficoltà sia nella questione lavorativa sia nella questione dei trasporti. A proposito di questa situazione dei trasporti, quello che sto per dire ora probabilmente farà storcere il naso a qualcuno, ma era l'unico modo per poter avere una risposta da parte del Ministro. Sia io che Maurizio, sicuramente anche Barbara, abbiamo sottoscritto una richiesta da parte di uno dei senatori non del Movimento che proponeva un'introduzione parlamentare che chiede al Ministro di implementare i trasporti nella nostra regione, ma soprattutto anche quella del Salento, mi pare di ricordare, giusto? Collegamenti di Lecce nel Salento. Aggiungo anche che, ripeto personalmente, viaggio in treno, viaggio in seconda classe con lo stupore del controllore che mi chiede, ieri sera quando sono arrivata, insomma il controllore mi diceva come mai viaggi in seconda e non in prima? Ho sempre viaggiato in seconda, perché devo cambiare le mie abitudini? Quindi continuerò a viaggiare in seconda classe al treno, so perfettamente che ci sono degli orari terribili. Se io, così come mi hanno chiesto di recarmi a Corato, io devo prendere un treno che mi porti da Lecce a Bari, poi Bari-Corato. Non ci sono le coincidenze, non sono collegate, conosco perfettamente la realtà. Sarà uno dei punti su cui metteremo attenzione tra gli altri. Ha fatto altre domande? La mobilità, il lavoro, sicuramente sono nella Commissione Agricoltura, ricopro la carica del capogruppo. Il capogruppo non prende nessun'altra differenza dei monumenti, quindi è solo una questione di un impiccio in più, se vogliamo metterlo tra virgolette. Mi occupo di agricoltura, mi occuperò anche naturalmente di rivalutare il territorio anche per l'agricoltura, ma non solo agricoltura caccia-pesca. Significa che la mia attenzione non sarà dedicata solo ed essenzialmente all'agricoltore, ma anche al lavoratore che lavora la terra. Quindi cercherò di abbracciare varie posizioni. Naturalmente so benissimo le difficoltà che incontrano ora gli agricoltori sia nel Salento sia nella zona Cerano-Ilva sia nella zona Foggia dove c'è la Capitanata e tutto il resto. Però è chiaro che non posso ricordare tutto e su questo chiedo l'aiuto a tutti voi se avete delle segnalazioni da fare, delle proposte.